Continuiamo a parlare di ex Ilva, ma questa volta lo facciamo da una prospettiva diversa. Parliamo di informazione, di libertà di stampa, perché il 14 marzo comincerà il processo nei confronti di un collega e amico giornalista, Gad Lerner, penna del Fatto Quotidiano, che ha osato dire che l'ex Ilva ancora oggi produce polveri che sono nocive per la città. Frasi che gli sono costate una querela a firma di Lucia Morselli. Noi ne parliamo proprio con lui, che è tornato qui a Cittadella alla radio. Buongiorno Gad. Buongiorno. Buona giornata a voi. Allora, una frase che, come dire, sembrerebbe quella che ripetiamo tanti di noi tutti i giorni, invece a te costerà un processo. Sì, me la sono vista scritta in questo atto giudiziario, avviso all'indagato. Avrei recato un forte danno alla reputazione dei soci di Acciaierie d'Italia. Di cui non si parla mai male, tra l'altro, No. va detto. Sì. Insomma, è stata una sorpresa, ma si va a processo il 14 marzo prossimo. È una frase che ho detto per radio, come l'abbiamo ripetuta noi due oggi, come potrei ripeterla altre 1000 volte, perché è comprovata non solo da perizie, ma da sentenze, da provvedimenti della magistratura, del TAR. Il problema è che sono stati bloccati questi provvedimenti, anche addirittura di sequestro degli altiforni. Voi lo sapete bene, meglio di me, non ho bisogno di spiegarvelo. Ma Gad, secondo te volte. la reazione di Acciaierie d'Italia, in particolare mi pare dell'amministratore delegata Lucia Morselli, rispetto alle tue dichiarazioni, è dovuta cioè è motivata da cosa? Dal bisogno di parlare d'altro. Qui dobbiamo tornare a produrre acciaio, abbiamo avuto i soldi dallo Stato, non vogliamo intralci, e dunque chi continua a venire a Taranto, io non sono di Taranto, vi parlo da Milano, ma ci vengo spesso perché questa vicenda io credo sia esemplare di questa maledizione italiana, per cui se le cose in un posto non vanno secondo le regole, i potenti che possono permetterselo cambiano le regole perché le cose continuano ad andare come gli fa comodo. Insomma, è una querela bavaglio, come dice il sindacato dei giornalisti, che mira e finalizzata a intimidire e a dissuaderti. Occupati d'altro, puoi scrivere di tante cose, perché vieni a rompere le scatole proprio a noi a Taranto? Questo è il messaggio. E questa la questione. Nel pezzo a tua firma oggi sul Fatto Quotidiano, provocatoriamente, giustamente dici, denunceranno per condotta diffamatoria anche il Consiglio d'Europa? E certo, perché il Consiglio d'Europa nel giugno scorso, pur riconoscendo che ci sono stati dei miglioramenti, ribadisce che anche ai livelli attuali di produzione ci sono pericoli per la salute pubblica. Parole testuali. Figuriamoci se, come a questo punto è molto probabile, nel corso di questo anno i volumi produttivi saranno aumentati e di molto. Quindi secondo te questa storia in qualche modo diventa emblematica anche per un'altra questione? Non so se ricordi, nelle indagini c'erano le frasi di Archinà che diceva bisogna pagare la stampa per non Come possiamo parlare. Dimenticarlo? Non vorrei esagerare e prendermi un'altra No, querela, lo dico io, tranquillo, no, sto scherzando, ma è così. perché è avvenuto in un dialogo per radio questa, frase incriminata. Sì, immaginavo. Ero a Radio 3 alla rassegna stampa di Prima Pagina. No, in realtà volevo sì. chiederti questo. Noi siamo passati da un'Ilva che in passato, secondo quanto emerge dalle indagini, pagava la stampa per non parlare. Oggi invece l'idea è quella di querelarla affinché comunque non parli. Mi ha molto stupito, ma temo che tu abbia proprio ragione, sì. Non so se gli convenga, poi davvero, nel mio caso, francamente, l'idea di smettere di occuparmi di ex Ilva, di Acciaierie d'Italia, perché ho ricevuto una querela, mi incoraggiano a fare esattamente l'opposto.